Lunedì Padova sarà teatro di un'importante assemblea di Confagricoltura Veneto. I temi di cui si parlerà saranno quelli della crisi odierna. I temi che verranno trattati lunedì sono soprattutto derivanti dalla situazione di crisi del settore agricolo. Noi riteniamo di essere di fronte alla più grave crisi economica del settore dal dopoguerra. A causa del calo dei prezzi dei prodotti, abbiamo i cereali che sono scesi del prezzo dell'oltre 40%, i prezzi del latte sono oltre il 10% in meno e a questo con un reddito medio che si è ridotto su tutte le aziende agricole dell'oltre il 20%, a fronte invece di un aumento dei costi che varia dal 28 al 30%. In questa assemblea si farà un po' il punto su quella che è la situazione attuale per trovare delle soluzioni. Quali potrebbero essere le linee guida che verranno individuate? Le linee guida principali sono quelle di chiedere una politica agricola che sia veramente comune. Cioè noi dobbiamo chiedere che tutti quanti i paesi della comunità, noi siamo favorevoli alla comunità europea, alla politica agricola comune, però dobbiamo chiedere e chiederemo che il governo attui tutte quante le direttive perché venga applicata in tutta l'Europa una politica agricola comune. Quindi chiediamo di giocare ad armi pari sotto l'aspetto dell'impresa e del mercato. Queste saranno le proposte principali. Oltre a un notevole dimagrimento della burocrazia che oggigiorno rappresenta un costo notevole per l'agricoltura.